Io ho detto, ho scritto e faccio quello che penso sia giusto fare. Se a qualcuno dà fastidio in varie forme, me ne dispiace, anche perché a volte ci vanno di mezzo persone che non sono io, insomma, che non c'entrano niente con quello che dipende da me. A volte puoi toccare interessi del tipo di quelli di cui abbiamo discusso anche qui, parlando di ecomafie, di traffico di rifiuti, di spaccio di droga, di altri mercati illegali. Per cui diciamo che il raggio d'azione in cui tu, amministratore, ti puoi trovare in un certo tipo di situazioni di rischio è piuttosto ampio. Non posso dire che non mi fa né caldo né freddo, ma sono cose che colpiscono, specialmente la forma che hanno assunto questa volta, ma io continuo a fare quello che mi pare sia giusto fare, insomma.